quell'ente che dà una mano ai comuni e quindi che fa comunità, fra virgolette. Noi apparteniamo, come l'ho sempre spiegato, a una comunità fatta da 9 comuni e funzioniamo alla grande. Guai se non ci fosse stata questa comunità, perché davvero non saremmo riusciti a fare tantissime cose. Penso solo ai bilanci, no? Noi siamo a metà dicembre, abbiamo già chiuso tutti quanti i comuni nostri, abbiamo chiuso i bilanci, siamo già a posto e siamo nei tempi perfetti. Perché? Perché le ragionerie sono assieme, le abbiamo divise in poli, quindi tutto funziona. Ecco, la regione abbiamo surrogato, come per dire, quello che dovrebbe diventerà la regione. Questo non vuol dire uccidere le comunità volontarie come la nostra, ma sostenere proprio questo. Ci sono alcune funzioni che le regioni dovranno fare, che sono essenziali e vitali per quello che è la continuità dei comuni. Come lo si dice spesso in sanità, non si può fare tutto e dappertutto. Io sono dell'idea che non si può avere 215 uffici tecnici ovunque, dappertutto. La rinascita delle province può certamente rappresentare uno strumento utile per la gestione di quella che viene definita area vasta, e quindi aree che vanno ben al di sopra della conformazione comunale. È vero che la vicenda delle province offre lo spunto per una riflessione più ampia, quasi di tipo antropologico, su quello che poi è l'Italia e siamo noi italiani, perché non dimentichiamo che una decina d'anni fa, anche sull'onda di quel famoso libro di Rizzo e Stella, La casta, le province furono individuate come l'anello debole nella struttura della pubblica amministrazione, e a furor di popolo si propose la loro abrogazione, no? La regione Friuli Venezia Giulia, avendo statuto speciale, fu l'unica a promuovere la riforma dello statuto con l'abolizione delle province. Fu una riforma bipartisan, no? Nel senso che destra e sinistra erano d'accordo su questa cosa qua.